chi sei, lo sai. Vabbè, ascolta, siamo stati condizionati per crescere, trovare un lavoro, un'istruzione, quindi avviare un'attività, qualunque essa sia, fare soldi. Ed è questo lo scopo della vita. Ma se ti siedi e pensi, ok, quindi vado a scuola, mi laureo, apro un'attività, trovo un lavoro, ricevo questi soldi, compro la casa, compro la macchina, ma poi muoio. Niente viene con me, quindi tutto questo è la vita che siamo stati fregati a credere. Non ha senso, allora perché siamo qui, se non è questo lo scopo? Perché le mie auto, le mie case e i miei soldi non migrano con me al prossimo livello quando muoio. Poi ti rendi conto che tutto nella vita è solo un prestito, sai, è solo un prestito, sì. Per un po' è proprio una prova, cosa ne farai? Come lo gestirai? Come fare il mondo? Come fare la vita un posto migliore per tutti e per te stesso? Tutto questo è la vita che siamo stati fregati a credere. Non ha senso, allora perché siamo qui, se non è questo lo scopo? Perché le mie auto, le mie case e i miei soldi non migrano con me al prossimo livello quando muoio. Quindi quando guardi la tua vita e pensi tipo, oh mio Dio, tutto quello che mi è stato detto è una bugia, allora cos'è la vita? E poi entri in questo stato profondo di curiosità e ti chiedi, ok, perché sono qui? Qual è il mio scopo? Qual è il messaggio di Dio per me? Perché? Cosa ci faccio qui? Tutto questo è la vita che siamo stati fregati a credere. Non ha senso, allora perché siamo qui, se non è questo lo scopo? Perché le mie auto, le mie case e i miei soldi non migrano con me al prossimo livello quando muoio. E più ci dormi sopra e più vai in profondità, inizi a vedere segnali, inizi ad attirare le persone giuste che ne sanno di più. Educa lo spirito, perché il corpo è educato attraverso le esperienze, la famiglia, le tradizioni, ma l'anima vuole che scopri il suo scopo, è un viaggio, educalo, scopri chi sei veramente, ci siamo. Tutto questo la vita che siamo stati fregati a credere. Non ha senso, allora perché siamo qui, se non è questo lo scopo? Perché le mie auto, le mie case e i miei soldi non migrano con me al prossimo livello quando muoio. E più ci dormi sopra e più vai in profondità, inizi a vedere segnali, inizi ad attirare le persone giuste che ne sanno di più. Educa lo spirito, perché il corpo è educato
attraverso le esperienze, la famiglia, le tradizioni, ma l'anima vuole che scopri il suo scopo. È un viaggio